Siamo qui oggi a riprendere il discorso con le imprese culturali creative. Dopo il periodo di ferma dovuto al Covid, abbiamo incontrato virtualmente i nostri partner europei e con loro ripensiamo la programmazione per far sì che anche Vittorio Veneto, l'impresa culturale e creativa così feconda e così importantemente presente sul nostro territorio, possa davvero divenire un volano per l'economia locale. Il Comune di Vittorio Veneto è partner del progetto Stimulart, un progetto finanziato dal programma europeo Interreg Central Europe. La sfida del Comune di Vittorio Veneto, come tanti altri comuni di piccole e medie dimensioni, è quella di trovare modelli di rigenerazione, in questo caso grazie al coinvolgimento delle imprese culturali e creative. Attraverso il progetto stiamo studiando modelli da replicare sul nostro territorio per poter favorire una crescita che permetta ai giovani di rimanere nella loro città di origine, che permetta di trovare nuove forme di fare impresa e di rigenerare l'economia locale. Stimulart rappresenta una sfida ma anche un'opportunità per questa città, perché permetterà di acquisire nuove competenze, conoscere nuovi modelli di sviluppo e confrontarci anche con la regione del Veneto per trovare forme di collaborazione sempre più ampie anche in vista della nuova programmazione dei fondi europei. Il progetto Stimulart a Vittorio Veneto ha permesso di andare a fondo su un tema particolarmente scottante e abbastanza sconosciuto, soprattutto qui da noi, che è quello delle imprese culturali creative. Non esiste una definizione universale a livello europeo, ci sono delle interpretazioni a livello nazionale e noi abbiamo studiato proprio questo tipo di interpretazioni. Siamo arrivati a definire un raggio d'azione per le imprese culturali creative, nel quale ad esempio abbiamo incluso anche l'artigianato artistico, che qui nelle nostre zone è particolarmente importante. Facendo questo siamo arrivati a mappare più di 280 potenziali imprese culturali creative esistenti o potenziali, mappando anche le associazioni che non sono impresa ma comunque operano nel settore culturale creativo. A questi soggetti il progetto Stimulart offrirà l'opportunità di avere nuove competenze attraverso formazione specifica, offrirà l'opportunità di andare a vedere quello che stanno combinando i nostri partner in giro per l'Europa, quindi condividendo buone pratiche e progetti pilota, e permetterà poi in particolare qui a Vittorio Veneto di sviluppare il proprio progetto pilota, che sarà incentrato sui servizi affinché le imprese culturali creative locali possano avere più mercato e quindi vendere meglio i propri servizi e i propri prodotti.